Prova. Ok. Andato. Ok, ci siamo. Ma non so quale microfono sta prendendo, però prendi. Va bene, bastante si sente. Ma è in italiano? No, lo si l'hai No, è messo in in Deutsch, tedesco. cazzo. Vabbè, in A tedesco. posto. Vabbè, comunque c'era di sotto. Uno di tutto. Salve. Ok, quindi questo è il Wonder Man dei film Sì, canonici, sì. ecco. Lui immagino sia il piccolo Wonder Man. Ah! Ottima mira, però, eh. Eccolo. Presente. Tutte le migliori idee nascono al cesso, Certo. Gianmarco. Francesi. Sì, sì. Ho un po' di Un po' di esercizi. mimica faccia, vabbè, sì, ci Ci può sta. stare. Vai, vai. È già tuo, però. Però intanto 8 puntate le fai, quindi Sì, già è una cosa. Già è una cosa. però. Il professor Arpin. Ok. Però io un set così vorrei andarlo a vedere. Sì, il musical di Steve Sì, Rogers. sì. C'è un attore minore. Però. Siamo all'inizio. Ha ragione. Ah, ok. infatti. Ah, quindi lei fa proprio la. Perché questa è quella di Twilight, No, infatti. io No, non io sono conosco. abbastanza pratico. Quindi Non lei fa conosco. proprio l'attrice. Quindi, Fa lei quindi gli stessa. attori del mondo reale nostro esistono, però, tipo, Capita. Come capita. Chris Evans non esiste, però perché è No. Steve Rogers. Ok, giustamente. No, come mando? Come mando testa? Vabbè, sembra che vada tutto abbastanza bene. Ah, Bravo ah, attore. Bravo, bravo. ah, sì, la rendi più piena e meno vuota. Dai un po' di backstory, ma ci vuole. Mm, stanno apprezzando, stanno apprezzando. Bro, però adesso sta iniziando a No, cagare. stai iniziando un po' ad esagerare. Non sei Henry Allora, Cavill. sei bravo, sei Sì. preparato e hai ottime idee, però non ti ascolto.
Tu però devi collaborare con la regista. Sai, non eri costretto a farlo, Ok. sei... vabbè. Bro, però stai azzeccando un pochettino, mo. Tu sei un attorone, però eri... Ah, E beh, vabbè. c'è una bella conoscenza, però. Lui è Henry Cavill comunque, è proprio Henry Cavill che sa quello che sta facendo bene. Mm. Bro, No, ma tu una scena devi girare a 2 secondi. è Questi mo ti troppo, cacciano. è troppo. Questa mo ti Cioè, cacciano subito. appunto. Però è lui che dovrebbe essere portato avanti, capito? Io sono d'accordo con te, per carità. Però tutte queste cose andavano fatte all'inizio e non nel momento della Quello scena. E assolutamente, quello quello assolutamente. bisognava ascoltare qualcuno di più competente. Ma come? Ah, Ma tutto sto bordello, tutta questa preparazione, e poi... No, fatti pure. contrattualmente sì, È può possibile, fare. possono farlo, possono farlo. Proprio che non l'ha fatta dire. Però va bene, va bene. È Hollywood, caro Gianmarco. Il dottor Mercury ne sa qualcosa. Di Hollywood. Assolutamente, Era un noto attore assolutamente. vivo, forse. Lui bazzicava di 7 in 7. Quindi è andata maluccio. Direi più una chiavaca perché va bene. Peccato perché le idee in Però realtà le erano doti giuste. ce le ha. Ecco. Quando ci andiamo a fare noi la foto? Si Andiamo un potrebbe attimo, fare. no, sì, c'è un attimo un po' di pecunia multa in realtà, in America la costa. Però Non rompere la macchina che tu ti serve. qua già c'hai, presumo, di E mo potere. quello lo dobbiamo capire. Non so, Wonder Man non sono per niente pratico. Mamma mia, che vita di merda. Bro, Palo. no, bro, non ci puoi entrare. No, ci può entrare, però No, no. molto, molto rischioso. Molto, molto. Madonna mia. Il problema poi è uscire, giusto? Lui è pure abbastanza grosso. Però apri la finestra di casa, ti affacci e vedi la scritta Hollywood, pure la lontana, No, però è, che è simpatica come cosa. Wonder Man. Wonder Man. Va bene. Uh, Pignoramento, pignoramento, pignoramento. Ok, è finita la relazione.
Mamma mia, oggi giornata veramente da De merda. dimenticare. Popo de Mo merda. adesso dovresti far esplodere qualcosa, secondo me. Per sfogare. Potresti far esplodere qualcosa. Cazzotto nel muro. Ci Capito? sfonda Non il- so bene come funzionano i poteri di Wonder Man, però immagino che... Terremoto. Mm, La metropolitana. forse la metro. Un uomo da marciapiede. Ti vai a godere un po' di cinema, ci sta. Eccolo là. È lui. Sì. Clementina. È Clementina, Sì, sì. Proprio lei. Bandarancio. Il capoportuallo. Ciliegino. Ciliegino, Il sì. ciliegino. Come? Non capito. Eh. Poi di poi sono alto. Ah, Ha fatto colpo. te l'aveva detto. Te l'aveva detto. Mo devi stare tu zitto. Poi era Dustin Hoffman. Yes. Che è Dustin Hoffman, immagino. Penso proprio di Dustin sì. Hoffman è Dustin Hoffman. Pochi mezzi, poca computer grafica e si facevano bei film. C'erano Tanti più anche... mezzi, tanta più possibilità, tanta computer grafica, tanta AI, film di merda. Non mi trovo con la C'erano anche cosa. attori diversi all'epoca. Bravissimo, Gianmarco, C'era bravissimo. la gioventù di quelli che oggi sono i Sceneggiatori, conosti. produttori, Cioè, eh, tutto in maniera diversa. c'era gente un po' più di qualità. C'era gente più seria, mettiamola così. Madonna mia. E vabbè, Mo capita, allora, consecuzio. Vero? Ecco. tipo questo non so se sia un vero regista o meno, ti dico la verità, Bonco. Potrebbe esserlo, però non lo so. Francis Ford Coppola. Cioè, là c'è un problema, perché il fosse Ozzy e Nicolas Cage. Dettagli. Ma Nicolas Cage già No, c'è. dettagli, Ah, dettagli. ok. Ma è proprio Nicolas Cage. Oddio, non mi ricordo, come si chiama? Vabbè.
Ah, Nicola Scoppola. Eccolo il buon Kovac. Sì, mamma mia, che testa! Eh, Se no non possiamo fare la serie. ah, 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 ah. come non sei riuscito a fare il morto? Fare il morto non è che è facile. E allora facciamo sta prova, via! Ma fu TikTok, facciamo E TikTok. facciamo Che un in TikTok. questo caso facciamo un film. Eh no, ya. Ya. Fai una Ok, irruzione nell'ufficio. Trova i dati. No. Chiama. Cioè, è una cosa illegale, però tu devi forzare un attimino. Ecco, vedi, tutte le informazioni. Dove devo andare? È a posto. Ma la scena di... Ha fatto una Ah, ha bella, fatto... ha fatto una bella giocata, ha Sì, fatto. È ma stato pure tutto un Sì, piano dai, esatto, sequenza. sì. Tutto un piano sequenza così bello proprio. Sì. Cos'è sta clausola? Ah, ok. Danno- Clausola Dorman. Quindi chi ha i superpoteri non può fare l'attore per per i Credo. ruoli con superpoteri. Io di Dorro conosco solo una persona. Al momento non hai cacciato potenzialità. E a calcio pure Leonardo Di Capri. Special guest. Ah, cazzo, special guest. Piccolo cameo. No, no, Concentrazione. stai calmo. Stai calmo. No, Logi. No, 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 Lui Logi. qualcosa c'ha. No.
Tu muta- Qualcosa c'ha, ma riesce benissimamente a controllarlo e forse un tu mutante. mutantol. Cioè, Sì, giustamente, giustamente. sì, Perché no? sì. Che ci fa anche lei qua? E lui non ci riesce così. No, Beh, signor no, Mandarangio. attenzione, attenzione. Signor Mandarangio. Fagli fare un acido. Ah, ok, a posto. Ah, Ecco, ora o mai più. Se non ce la fai, finisce la serie. eh sì. Perché pure nei giorni successivi, tutti quei video e tutti quei canali dove mi informo un pochettino, non ho sentito parlare No, manco pure di io. questo. Cioè, per foglio in bagno? Hai comprato pallucci. A posto. Ah, no, non ci pensavo. Dai, Minchia, la parte è tua, dai. sono bello sul serio. Dai. Quindi è un attore che Sì, interpreta un supereroe che interpreta un attore. Quindi sì, lui mo ha fatto un'interpretazione da attore che però di base è un attore che interpreta un attore che sì, interpreta un insomma, attore. sì, va Tutto a tranquillo. posto. È ambientato nell'MCU. Ecco, Sì. non ci E sta c'è anche peccato. Uma Thurman a quanto pare. Che è Uma E c'è Thurman. il fake mandarin. E c'è il film. Io sono d'accordo.
Beccati sta per. Dai, giustamente, mo devono fare la scelta. Non ti preoccupare, bro. Non ti preoccupare. Anche che ti serve il nome per fare il supereroe. Perché sennò è copyright. Ecco, chi ho un telefono? Come? Attenzione, c'è del puzzo, Gianmarco. Ah, Dottor Mercury c'è del puzzo. Ecco. non è squilibrato in realtà. Mm, Ah, questo è il damage control. Quello che sta pure in Spider-Man. Questi se lo vogliono inchiappettare per metterlo. Wonder Man effettivamente già è abbastanza forte. Se è un segno? Esatto. e beh, Effettivamente così. Wonder Man è abbastanza forte come supereroe, ha dei poteri molto forti. Fai una no, questa è la zona di GTA dove fai i sì, massacri. sì. Che ci stanno i tipi vestiti da alieno. Qui dove ti trovi tutti i personaggi per Cioè, farti una foto e dove molti diciamo, non si pongono in maniera molto carina e legale, mettiamola così. Allora, molto carina come prima puntata. prima puntata ci Ci sta. sta. Almeno non è la solita roba Marvel. Già il fatto che non ho ancora visto superpoteri non mi dispiace. Allora, vediamo se c'è una scena postuma. Scena post. Scena postuma non c'è assolutamente There niente. isn't posting Allora, il scene. dottor Mercury ci sente? Ci dica se ci sente. Scrivo pure live. Così facciamo il conto alla rovescia e facciamo partire subito la seconda. Ok. Ok. Aspetta. Iniziamo a Ok. avviare. Il dottor Mercury aspetta il conto alla rovescia. Ok, allora. Eh? Allora, A quanto stiamo in minutaggio, però saltando il coso? aspetta che non mi fa vedere il Vai, lettore vai. sotto. Allora, aspetta un attimo che aggiorno per sicurezza. Ok. Parto proprio dall'inizio con tutto il riassunto. 3. Ah, aspetta, no, devo scrivere qua che ci sta tenendo un po'. Ok, ok. Mm. Io devo solo pigiar play. Due, uno, vai. Nell'esipodio precedente. Mm. Allora, secondo episodio. Marvel Television. San san. Tan 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 tan. Marvel Spotlight.
Ok. Vabbè. Va bene, quindi ora. Un aereo di cinesi. China Airlines. Il terrorista a livello mondiale l'ho fatto, quindi. Vabbè. Eh, Ecco, a posto. A posto. Ecco, è lui. infatti questo è quello di Spider-Man. Eh, C'erano due dietro la telecamera che mi puntavano col mitra così, eh. Specifichiamo. mm. Eccolo qua. Beh, A posto. beh. Fatto. Opzione 2 è stata scelta. Wonder Ecco Man. qua. Oggi. Talmente divertente, sono entrato nel tuo computer, ho preso l'indirizzo e sono andato, l'ho fatto la chiamata finta e poi, oh, forse mi hanno preso. Ma ti metti caso. Vero? Oh. Ciao, Ciao. non mi chiama. Vai, Piano, piano. vai. Tento che si rompi il letto, hai finito di fare. Io un cazzotto sfondato di felice. Piano. Francesco, di nuovo. Sì, sì. Attento che costa milioni di dollari.
No, credo come quello del solo anello per la luce, non ti danno questi milioni. Ah, geniale. Non gli garba. Sta un po', sì, sì, un po' Non gli agitato. garba, non gli garba. Potresti tirare un pugno, secondo me. Pugno nel muro. Quante prove hai fatto? Ah no, sta vedendo i Ah, per video. tutte, sì. È l'amore. No, non No, è il lancio ma telefono. perché tenete sti fat? Non lanciate i Dopo, cellulari. tanto va dal telefonaio e se ne prende un altro Vabbè, così. lo se non lavora, però la vedo difficile. Ah, non li regalano i navelli, dai. Allora no. No, Se può fare. eccolo, eccolo, eccolo. Sta scoppiando. Mo parte. No, no. Eccolo qua. Quanto si incazza. Aglia. Calmati. Bro, Calmati. bro, ti stai solo caricando e già stai facendo sto poco. Eccola, è arrivata la bot. Domanda. Mutante? Si può dire? Credo possa essere. Mo ha fatto una bella bot. Poi, tra l'altro, se ho capito bene, pure Spider-Man nel prossimo film dovrebbe essere detto che anche lui è un mutante, che di base in realtà è anche logico, perché ha avuto una mutazione. Quindi sì, ci starebbe. No, ma non è ancora uscito quello che si chiama il 2, come poi mi scusi? Va bene. Tu hai rotto il cazzo comunque. No. Ecco. Ecco. Eh, Aspetta il momento giusto. Aspetta. voi non dice, non sta dicendo sciocchezze. Capisci un cazzo. Questo non lo conosco. Va bene. Confuso. Ah, no, è Shakespeare. Ok. No, non siamo studiati, scuso. Ok. Teniamo a mente che ha fatto quella piccolissima onda d'urto solo per un po' di nervosismo e ha quasi fatto crepare Un bel l'edificio. po' di danni. Il fatto è che da quello che penso non credo che lui sappia combattere però. Quindi No, sì quindi c'ha i bisogna capire poteri. pure perché ha sti Eh, poteri. dai, spiega un po', dai. Spiega un po', dai.
Non... Ah, ok. No, decisamente no, però. No. Ci dimentichiamo che viviamo nell'era dei content creator, TikToker che comprano ville, si radunano 3-4 insieme per fare contenuti, quindi. Allora, Ahoy Capes. Ma mo ci mettono 6 ore. Mamma, bro, troppo. Troppo, bro. L'ha fatto, bro. Oh, Signore benedetto. Signorina, però, questo poi mi aumenta il Questo punto è il suo finale. lavoro poi, tra l'altro, eh. Un po' d'attenzione. Ciao Marsi, gentilissima, eh. Ma No. noi avremmo anche apprezzato, però stiamo perdendo Però, tempo. capi, tu fai. No, no. Beh, easy. Salve, signor. Quella era la nonna di Steve Rogers. Potrebbe. Nonna America. Nonna America. Infatti, beh, direi. Capita, capita. Lui è un ammiratore, capito? Lui mo ci resterà Beh. male che glielo sta mettendo a Piritoffolo. Mm. Ah. Mm. Comunque ha fatto un giro, già ha Eh, fatto un giro c'è particolare. stato un momento, vado a bussare io. Mezza bussata faccio. Sarebbe piaciuto tanto anche a me fare l'attore nella vita. Mi sarei divertito molto. Mamma mia. No, ma è un po' impossibile. Un po' impossibile. Oh, ha finito. Ok. Sì. No, ha ripreso. Mamma- mamma.
Grazie. Il capo dei 10 anelli. No, merda. Mm. Mm, non so chi sia. Però c'ha un volto C'ha conosciuto. qualcosa, ma non vorrei. Comunque era il personaggio di cui stavano parlando prima in aereo. Sì. Ah, è vero, è quello che ha fatto Matrix, il traditore. È vero. Se non mi sbaglio è proprio il suo nome, Gio Ah, Pantaliano. Sì, è proprio il suo ok, nome perfetto. originale. Ok. Ma come? Ma povero Matthew! Ma non mangia? No, ne avrà assunto un altro Ah, a sua ah, volta. sì. Ah, vabbè. Il mondo del lavoro gira comunque. Tutto nata da computer. Ma che doveva prendere la mozzarella di Hoboken? Perdonami, perdonami, Perdonami. non capisci un Ma non so la cazzo. mozzarella di Hoboken Ma com'è, non è la però... stessa cosa. Però dai, dai, mi piace. Dici, noi facciamo i provinciali. È la mozzarella di Hoboken, però no. Sì, quella era un po' brutta, in effetti. Oh no, che è successo? È successo brutto guaio? Quella è la locandina di Baby Birba un giorno in città. Difatti sto attore sta pure in quel film là. Grande Saragossa. Io voglio andare a vedere un set cinematografico adesso. Possiamo andare a fare una visita a Cinecittà al Eh, massimo, che comunque è eh, qualcosa. Anzi, ci hanno fatto comunque grandi produzioni all'epoca, per carità di Dio. Baby Birba. A posto. Mm. E ti hai fatto fa. Un po' diversa la storia, allora, signor Hai Trevor, capito? scusi. Mi aveva dimenticato un Eh, dettaglio. Forse anche fondamentale. eh,
Buona sedia a lei, dottor Quello. Ciao, bello. Che più una serie proprio sul mondo del Eh sì, cinema, infatti mettiamola è così. particolare, però è sempre nell'MCU, cioè è bello e buono potesse arrivare un cugine Thanos che fa una strage. Allora, stiamo seguendo la seconda puntata di Wonder Man, l'ultima serie uscita su Disney Plus un mesetto fa, Circa, credo dici. che stranamente è piacevole e piaciusa finora, eh. È una serie un po' particolare e fa parte dell'MCU, ma finora non si è visto un accenno di superpoteri. Oddio, Cioè, giusto una picchia, ma così, oddio. per puro caso. Eh, E stranamente dopo due puntate non ci ha fatto scendere i coglioni a terra, quindi no. già questo è un ottimo risultato, eh. Ma perché lo chiamano nome cognome? Vabbè. Ehi. Ma no, ma no, ma quanta cattiveria. Le persone che amano fare il lavoro del cameriere, mettiamola così, per servire e aiutare gli altri, l'attore si presta per dare le sue emozioni agli altri. Ci gusta. Che stava aprendo? E così funziona là, Gianmarco, giustamente. Oh, a meno che non arrivava una chiamata che pure lui collaborava con il damage control. Mm, è stato un po' Ma particolare come situazione. Quindi qua nell'MCU non c'è Epstein dietro no, Hollywood, ma c'è il damage control. sì, Ok, vabbè, vabbè. Ma guarda, meglio, meglio. Molto decisamente meglio. Sì, sì. Visto che si sapeva che c'era qualcuno dietro Hollywood, mettiamolo così, e sembra che stanno uscendo cose. eh, Qui invece c'è il damage control, sì. che ha assunto lui, Trevor, per cercare di acchiappare Wonder Man. C'entra sempre, sì, purtroppo la verità è quella, Epstein c'entrava un po' Ragazzi, dappertutto. dobbiamo entrare tutti nell'ottica con tutto quello che sta uscendo, che quell'uomo insieme ai suoi compagnucci I hanno compagni di merito, mosso vari fili, ma fai negli mamma ultimi mia, 10-15 anni, quindi pure più. indirettamente qualcosa l'ha modificato a tutti. Quello che finora si è saputo. Il problema è quello che finora non è uscito fuori e che forse mai uscirà. Diciamo che gli esseri umani dovrebbero guadagnare l'abilità di mettere al potere o in certe posizioni di rilievo persone un attimino più controllate e che non hanno chi scanna manco uno scheletro nell'armadio, quello su web, pure di peggio. Fatto altro chiedere di altro tipo ha fatto. E non solo, Mamma e mia. non solo. E noi qua zitti senza sapere niente, senza fare niente.
Devi andare, bro. In modo devi No, e mandare. mo è passata pure una giornata, Lo questi devi si aspettano mandare. il video. E questo è lui. Mandalo. Non ci pensa. Appunto, Esatto. appunto. Meglio del Teralink di Pokémon, praticamente. Ho letto solo qualcosina, io leggo di tutto su internet, mi piace informarmi, però ho iniziato a leggere qualcosina, mi è venuto tanto di quello schifo, ho chiuso la pagina, no, no, Lo fai? lo fa, non lo fa, ripensaci. Ci ha pensato due No, ma se secondi, no vi dovreste direttamente, mi sa, così. ecco, fatto. Mi servirebbe un anellino di quello così mi formatto subito il computer. Fatto qua sopra, si vedete tutti i dati, formato e lo rimetto. Eh, Mo scopre che c'ha i poteri. vabbè che gliel'ha detto quello che Cioè che ha doveva... avuto quella Sì. Una piccola liberazione, potremmo dire. Mm. piccola Quanto è scossettina. grande le... Diglielo. Minchia. Hai crepato tutto solo facendo... No, ti stavo mettendo un quadro, mi è scappata la mano e ho rotto il muro. Ah, rieccola, dottor Mercury. Salve, dottor Merco. A risalve. Vero anche questo. Anche questo è vero, quello. Però l'attacco che ha avuto Ok. lui prima, è stato bello forte. Allora, Allora, vediamo se c'è scena vabbè, penso extra. non ci sia perché penso ce l'avrebbe detto il dottor No, Mercury. Ehi, ehi, ehi. ok, non c'è niente. Ok, Non c'è niente. allora, Prego, direi... dottor Già. Allora, mentre parli vado a fare un attimo quella cosa. Ah, ok, va bene. Poi due Allora, secondi. inizio a dire la mia nel mentre il dottor Mercury sta qua. Allora, dottor Mercury, dottor Quello, vabbè, lei non ha avuto modo di vedere, quindi immagino, non mi ricordo manco se tu segui di base quello, non ricordo, ma credo di no. Allora, dottor Mercury, le dico, contando che l'ultima cosa, ahimè, che abbiamo visto a livello Marvel live action e ovviamente serie è stata Ironheart, a livello di serie sì, con tutto quello che è uscito, al momento questa serie, nelle prime due puntate perlomeno, mi sembra piuttosto valida. I personaggi sono fatti bene, non ci sono eccessive cringiate o battute spammate alla cazzo di cane per fare giovani. I personaggi, l'ho detto, so bene, lui mi piace molto come protagonista, non ricordo il nome dell'attore, ma mi piace comunque come interpreta il personaggio al momento. Il fatto pure che non si vedano troppo i superpoteri è già una novità per una serie della Marvel, dato che solitamente nella prima puntata già succedono tarantelle, succedono laser, esplosioni e cose varie. Questa quantomeno si è contenuta. L'unica cosa, mia perplessità, diciamo, dottore, è che vorrei capire dove andiamo a parare con questa serie. Che ormai, diciamo la verità, l'MCU base ci stiamo avvicinando alla fine di questo ciclo con Secret Wars. Poi dovremo avere appunto, come anche tu sai, Dottor Mercury, nuovo MCU con gli X-Men, qualche attore vecchio ogni tanto ritornerà, bla bla bla, quindi questa serie, siccome dovrebbero mancare appunto solamente due grandi film alla fine di questo arco, che fine fa? Resterà un personaggio così? Io dubito fortemente che apparirà in Secret Wars, non penso sinceramente. Quindi, esatto, dottor Mer, pure secondo me questa serie sarà a questo punto una roba a sé stante. Poi, siccome avevano detto pure, tipo, che ne so, c'è il film dei Midnight Suns che devono fare. Questo probabilmente uscirà, ovviamente, mi sa, dopo Secret Wars. Dubito che riesca ad uscire prima questo film. A quel punto mi viene da dire, forse alcuni prodotti, alcuni film che usciranno poi dopo, verso la fine, verranno tenuti e portati avanti? Non lo so.
Non lo so. Per me al momento ci sta. Onestamente, ci sta. Mo, da capire appunto, salve, da capire appunto, come stavo dicendo, signore, non so se ne no, questa non la Questa è quella che conosco. mi stavi dicendo l'altro giorno. Questa qua pure me la devo recuperare. Questa mi mancava. Quindi, al momento a me sta piacendo. Prime due puntate mi è piaciuta, poi mezz'ora è giusto, secondo me, non è troppo pesante. Quindi ci sta. Per ora un 7, 7 di fiducia al momento. Ma gli voglio dare pure un 7,5 perché è qualcosa MCU, però non sembra qualcosa di MCU, mi sembra costruito bene, Decisamente. almeno in queste prime due puntate. Sì, Quindi, sì. oh, va Allora bene. parla di cinema con camera televisione. Ah, ok, ok, quindi Sì, per concettualmente mostrare stiamo là. sì, sì, è un attimino da Siamo lì. vedere, un Ok, attimino da quindi vedere. sì, abbiamo saputo anche che American Horror Story pure è canonico nell'MCU, come quando pare E tutti i film storici, a questo punto, è sì, tutto a questo canonico. punto, sì. Boh, Noi mo ci organizziamo per i prossimi giorni e ce ne vediamo altre due sperando di andare bene così come siamo andati con questa. tanto quelle quante puntate sono? E Joe Pantaleone è una merda non solo in Ma Matrix. è un bastardo. Infatti non l'avevo riconosciuto subito. In Matrix mo l'ho vista la settimana scorsa, ma Eh, a farlo apposta. Quello che succede? Che succede quello? Ci dà la buonanotte, guarda, Sono ecco. morto. Non Ecco, ti preoccupare, non ti preoccupare, vai quello, quello. buonanotte. Buonanotte. Noi mo stacchiamo, attiviamo, facciamo il cambio. Dottor Mercury, se vuole farci compagnia e fare due chiacchiere, anche perché sono accadute molte cose in questi giorni, tra cui notizia di poche ore fa, A quanto pare. Phil Spencer ha detto ciao Microsoft. Sì. Mo non ho capito se era una cosa programmata, sai perché mi ha avvisato Forse sì. Gianmarco poco fa. Forse sì, però comunque c'è stata la conferma. Prima Bluebird Team, la Microsoft che cambia SEO C'è praticamente. solo una notizia che è stata inaspettata ma meravigliosa, ottima, stupenda, Ma che godi fantastica. quello? Che cosa? C'è stata solo una notizia che è stata per me oggi stupenda e Ok? fantastica. Sedonia che ha annunciato il Ah, suo sì, gioco. giusto, 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 A posto. giusto. Adesso ne ha detto Allora, ciò. io ho una domanda da fare proprio guardando in camera. Posso fare una domanda attraverso questo mezzo digitale? Va. Sony, ma che cazzo c'hai in testa? Ma quello c'era uno studio che ti poteva far fruttare dei soldi facendo il remake di Bloodborne e altri titoli. No, lo chiudiamo. Sony, ma che cazzo stai facendo? Non vendiamo, grazie al cazzo chiudi gli studi che ti possono fare i titoli buoni e poi porti avanti ciofè che per te, quindi c'è qualche quadra che non posa. Sony, Ah, che poi quello è difficile da capire, Sony, IP di Bloodborne che è di Sony, Bluepoint che ti ha fatto il remake di Demon Souls e guarda caso è piaciuto a tutti, sì. quindi tu prendi queste due cose, le sommi, metti un bel titolo in commercio e ti fai i soldi. Hai tenuto sto studio fermo a fare nulla per tutto sto tempo, poi lo chiudi. Sony, grazie al cazzo che non prendi i soldi. Ci dispiace. Però devi prenderli perché sennò poi le PlayStation noi qui le abbiamo. Noi comprate in passato a vuoto e c'è qualcuno che le ha presa adesso Esattamente. che c'ha da recuperare. Però poi per il futuro, poi non è messa bene la cosa. Ma è andata in porto. Allora, stacco 2 secondi così cambio il titolo e torniamo. I video sono tornati da soli.